Buonasera, buonasera, ma che belli che siete, che bella che è questa arena. Buonasera amici di Villafranca Padovana e fate un parente tra il pubblico, fate l'applauso, ma ci mancherebbe altro. Cugini e parenti che seguono ce n'è sempre in giro per l'Italia, dove andiamo a presentare queste belle serate dedicate a Miss Italia, e quindi anche questa sera, dopo l'incontro che abbiamo avuto con Villafranca Padovana lo scorso anno, siamo ancora qui a parlare di Miss Italia, a parlare di questo straordinario concorso che premia la bellezza. È quello che abbiamo detto nel briefing che abbiamo fatto con le ragazze: Miss Italia premia sempre la bellezza. Questa viene da 77 anni, nato nel 1946 con 5.000 lire per un sorriso, e poi 70 anni fa diventò il nome di Miss Italia, perché prima non si potevano usare nomi stranieri. Ed ecco qui a celebrare questo rito che oramai si celebra da 77 anni in tutte le piazze più belle d'Italia, e noi abbiamo la fortuna questa sera di essere qui con voi a Villafranca. Abbiamo 15 ragazze agguerritissime e tutte molto molto belle, che andranno ad ambire al primo titolo e ai 6 titoli in palio, ma ricordiamo che le prime 4 passeranno direttamente alle finali regionali. Quindi il primo passaggio importante, il primo scalino per arrivare a diventare Miss Italia, beh, qui questa sera già avrà la sua possibilità di essere fatto. Abbiamo tante cose da dire, amici sponsor da ringraziare. Per fortuna abbiamo una giuria che sicuramente saprà scegliere le ragazze migliori, ma le protagoniste di questa serata sono le nostre concorrenti. Allora andiamo a presentarle insieme, a conoscerle insieme. Le vedremo prima con un abito elegante, che è un abito loro che hanno scelto per la prima passerella, poi le vedremo con il body ufficiale del concorso. Io adesso mi faccio da parte, perché in fondo io ho detto che la bellezza, Miss Italia premia la bellezza, ma io che c'entro con la bellezza? Poco e niente. Allora io mi metto qui e insieme a voi guardo queste ragazze, e inizierei subito col presentare la prima concorrente. È lei che apre il gruppo delle concorrenti, delle candidate al titolo di Miss Villafranca Padovana. Lei è la concorrente numero 1 ed è Gloria. La seconda, lei è Rossana, concorrente numero 2. Jessica, concorrente numero 3.
andiamo a presentare Veronica, la concorrente numero 4. Presentare la concorrente numero 5 che è Roberta. Concentriamoci ancora sulle ragazze, andiamo con la concorrente numero 6 che è Carlotta. Concorrente numero 7. Lei è Carlotta ed è la concorrente numero 8.
il body ufficiale del concorso, quindi le rivedremo, ma intanto andiamo con Alessandra, che è la concorrente numero 10. Sei pronta? È prontissima Claudia, la concorrente numero 11. Quindi andiamo con Maria, concorrente numero 12. Che è Beatrice. Quindi abbiamo la numero 14 che è Alice. Con la numero 15, lei è Beatrice.
invece, ma non finisce qui. Io prima erroneamente ho detto che erano 15 le concorrenti, è arrivata Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, che organizza in Veneto esclusiva Miss Italia, e mi ha corretto, mi ha detto c'è anche la 16ª, e io... A me ne ha insegnato a contare fino al 15, mi diventava difficile andare con la prossima, e la Paola, come ho detto, è la numero 16, perché dopo la 15 è numero 16 e c'è la numero 16. Prego, vieni, concorrente numero 16, lei è Giorgia. E grazie, facciamo un applauso per tutte le nostre 16 candidate, davvero molto belle. Poi presenteremo anche la giuria, perché saranno loro che poi dovranno decretare le vincitrici, le 6 premiate, e di queste 6 le prime 4 passeranno direttamente alle finali regionali. Presentare i nostri giurati, l'ordine, per noi i giurati sono tutti importanti, l'ordine di come li vado a citare proprio per come io ho preso gli appunti, quindi li vado a citare tutti insieme: la signora Anna Giulia Friso, Luca Berton, Valentina Visintin, giornalista di Rete Veneta, Simone Zago, poi abbiamo Enrico Faggianna, Renato Arcaro, Giulia Fabris, Sabrina Cabrelle, Michele Zilio, insieme a Michelangelo Cecchetto, giornalista del Gazzettino. Grazie a loro. E poi un ringraziamento particolare, ci sono venuti a trovare degli amici che rappresentano gli sponsor di Miss Italia, siamo felici di questo, e fanno parte della giuria. Anche qui vado assolutamente in ordine per come io ho preso gli appunti. Andrea Grassi in rappresentanza di Miluna, grazie. Poi abbiamo Daniela Bonetto di Dermal Institute con il suo centro estetico Bella Donna, Estetica Bella Donna, insieme a Ivan Casetto per l'impronta Viaggi, che è per Alpitour. Quindi grazie anche a voi e buon lavoro, grazie per esserci venuti a trovare. E i signori giurati, grazie, perché l'impegno è davvero molto importante. Ricordiamo che i giurati, lo diciamo perché magari a noi piace rendere partecipe il pubblico di come la giuria vota le serate di Miss Italia, votano le concorrenti da 1 a 5, hanno già espresso una prima valutazione con la prima uscita, adesso andranno a dare la valutazione effettiva, quella definitiva, perché adesso vedremo le ragazze con l'uscita con il body.